Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a una domanda che spesso mi viene fatta anche in PVT o al telefono, su WhatsApp, su Face e quant'altro, su come si fa a riconoscere un'anima antica. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda del YouTube e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito Ildegarda, Marietto Veneziano e Milas. Se volete collegarvi basta che cliccate qui sotto in descrizione ai link. Eventualmente, se avete problemi, chiedete pure a Milas, che è sempre ben disposto a potervi aiutare. Siamo più di 180 e a lunedì sera ci siamo tutti per questo percorso esoterico. Bene, iniziamo un po' per questa domanda che viene fatta: come faccio a riconoscere un'anima antica? Scusate. Allora, capita spesso che questa domanda se la fanno proprio quelli che incominciano a capire la differenza che in questo mondo esistono due tipologie di anime: quelle che sono ritornate indietro per aiutare gli altri a salire verso la Keter, e quelli proprio che sono un attimino così non allo sbando, perché tutti sono stati anime giovani, ma diciamo che in questo momento hanno la possibilità di capire che ci sono delle differenze fra persone e persone. Chi è che lo nota per primo? Di solito lo notano per primo i radiestesisti, quando col pendolino cercano le frequenze bovis di un'anima o di un corpo sottile e vedono che ci sono delle discrepanze. Ci sono persone che magari fisicamente stanno bene come dei pesci, tra virgolette, e nella realtà si vede che sono bassi di bovis, e ci sono magari persone anche che non stanno bene fisicamente ma sono alti di bovis, perché magari stanno cercando a livello radiostetico ad esempio la qualità dei corpi sottili. E qui la prima cosa che uno si fa: ma come mai c'è questa differenza? La differenza sta proprio nella qualità dell'anima, e qui si vede subito che ci sono persone che magari materialmente stanno bene, no? Ma che poi la propria anima è un pochettino claudicante, birichina, insomma sono i classici furbacchioni del quartiere. Il problema non è adesso, ma sarà poi nella prossima incarnazione, perché chiaramente, visto che esiste questa forma che si chiama karma, quello che oggi starà bene domani, come un pendolo, no? Prima si sbatte verso sinistra, poi quando si è raggiunto il massimo si andrà verso destra. Quindi, visto che tutto pendola in questo universo, è chiaro che se in questa vita siamo delle anime giovani che stiamo bene, nella prossima vita saremo meno giovani ma staremo magari un po' meno bene, no? Invece le anime antiche non hanno questo problema, perché sono tornate per forza indietro ad aiutare le anime giovani a fare questo percorso. Ma questo percorso dove porta? Per i cabalisti porta alla Keter, e c'è un numero limitato di anime che sono più o meno 600.000, si chiamano luci, e alla fine dovranno ritornare all'anima prima, cioè proprio praticamente alla scintilla. Ma questo punto di dove tornare, dove sarà? Sarà in questo mondo, questo pianeta, e i cabalisti lo chiamano il mondo venire. E quando avranno raggiunto tutti questi 600.000, come si suol dire, queste 600.000 anime, la Keter, praticamente si riformerà l'anima prima. Ma questo avverrà su questo piano vibrazionale. Le altre anime, cioè tra virgolette, se si possono definire altre anime, in un certo senso per i cabalisti non sono neanche anime, ma sono animali parlanti, nel senso che quando voi raggiungete o raggiungerete questo stato vibrazionale di conoscenze, di competenze e di qualità dell'anima, capirete che ci sono anime giovani che non fanno parte proprio di questa Keter e non potranno mai fare parte, e sono, come dicono altri, come si suol dire, studiosi o predicatori, o chiamateli divulgatori di conoscenze esoteriche, li chiamano persone senza anima. Ma non è che non hanno l'anima, è che non è un'anima cabalista,
e quindi vivranno sempre in questo stato di, come si dice, torpore, attaccati alla materia. Questo voi lo potete tranquillamente vedere, basta entrare in un gruppo social se non siete abituati ad andare nel sociale e vedrete che ci sono persone che ragionano in un determinato modo e persone che sono portate a ragionare in un altro modo, ma questo dipende tutto dalla qualità dell'anima. Per alcuni predicatori di UFO, di extraterrestri, questi vengono chiamati come persone senza anima o che si deve formare. Io personalmente vi posso dire che quando mi hanno portato nel futuro, in questo mondo quasi sinestesico, ho visto che appunto tutto sarà un colore, saranno vari colori, ci saranno queste persone che, questi esseri, chiamiamoli così, non persone, che avranno dentro tutti gli altri, in altre parole, tutto quello che l'anima antica incontra e che non è un'anima antica praticamente farà parte di se stesso in questo mondo praticamente dorato di, come si suol dire, di è un'estasi, una samadhi in cui queste persone che in questo momento sembra che non abbiano un'anima faranno parte, no? E saranno, come si dice, in simbiosi con l'anima antica e quindi vivranno in questo stato di benessere, ma non saranno loro a pilotare, sarà proprio l'anima antica. Quindi diciamo che il futuro sarà, per quando ci sarà questa evoluzione spirituale, e cioè entrare nel mondo a venire che è già qui in questo momento, ci sarà questo stato spirituale per le anime antiche, per le anime giovani o quelle anche che vengono definite senza anima da alcuni ricercatori spirituali o divulgatori di scienze di UFO extraterrestri, sono invece praticamente lì. Evolveranno le anime giovani? La domanda è questa, evolveranno le anime giovani? Alcune sono giovani per modo di dire, nel senso che sono sempre state anime cabalistiche, solo che si sono dimenticate da dove sono venuti. Il compito dell'anima antica è tornare indietro a portarle sulla retta via per tornare a casa archetere, cioè nel mondo a venire. Bene, detto questo, cari amici, il vostro Maledetto Veneziano finito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Gara Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!